Che ruolo può avere l'intelligenza artificiale nella trasmissione della cultura? Allora, un ruolo importantissimo perché è una raccolta, uno strumento di raccolta dei dati e di anche focalizzazione adesso, perché non è solo una questione di quantità, sta diventando una questione anche uno strumento di qualità. Però bisogna ricordare sempre la sua natura strumentale, una strumentalità cognitiva, non una strumentalità esecutiva, che richiede quindi grande responsabilità. Soprattutto competenza da parte, da un lato, degli educatori, degli insegnanti, e dall'altro anche disponibilità ad apprendere in maniera responsabile da parte degli studenti. Siamo di fronte a un panorama nuovo, una grande sfida. Portare l'intelligenza artificiale nelle scuole non dico che sarà possibile, è già avvenuto perché molti ragazzi la usano già. Il problema è come utilizzarla consapevolmente come strumento educativo, ripeto, strumento cognitivo, strumento di responsabilità, di grandissime potenzialità, che non può essere ridotto soltanto all'espediente per fare prima i compiti. Cioè, di fronte a queste immani trasformazioni come la possibilità di dominare dati e di comprenderli in maniera approfondita, non si richiede più semplicemente un'abilità operativa, si richiede consapevolezza, e questa, io credo, sarà la grande funzione della scuola del futuro. Io credo che un festival del giornalismo a Verona abbia una funzione di stimolo, di provocazione. Come ho detto prima, se si diceva che la guerra è troppo importante perché la facciano solo i militari e la scuola è troppo importante perché la facciano solo i professori, il giornalismo è troppo importante perché lo facciano solo i giornalisti. E allora queste occasioni sono occasioni di intersezione in cui i giornalisti si aprono al mondo circostante, ed è giusto che la scuola, l'industria, la comunicazione generale, le agenzie, le aziende ascoltino e parlino e dialoghino con il sistema del giornalismo, che non è solo un sistema di comunicazione, ma oggi è anche fondamentalmente di informazione, ma anche di educazione collettiva. Quindi da questo punto di vista un festival del giornalismo acquista un significato nuovo e una prospettiva nuova.